È un'iniziativa che ha coinvolto decine di migliaia di studenti, che è iniziata ormai quasi 10 anni fa, e andiamo nelle scuole, coinvolgiamo i ragazzi, diventano protagonisti. In questo caso è stato simulato un terremoto che poi ha innescato un incendio, imparano quali sono le azioni da mettere in atto per fronteggiare situazioni di rischio, e con l'occasione, oltre a spiegare questi comportamenti da tenere, cerchiamo di coinvolgere i ragazzi anche per farli entrare nel mondo dei soccorsi, o come professionisti o come volontari, perché se il Veneto è la regione d'Italia che ha il miglior sistema di protezione civile, come ha dichiarato il Presidente della Repubblica Mattarella, è altrettanto vero che poi servono i ricambi per mantenere il livello alto.